Quando siamo pronti per continuare questa nostra diretta parlando di ambiente dopo le Oloturi e continuiamo a occuparci del mare di Taranto, ma con una bellissima notizia. Lo facciamo perché a distanza di anni torna nel Golfo di Taranto una balenottera e l'avvistamento è stato fatto come sempre dagli esperti e dai ricercatori di Ionian Dolphin Conservation, e proprio di questo parliamo oggi con Nicola Clemente di questa splendida organizzazione. Buongiorno Nicola, benvenuto. Buongiorno Francesco, grazie per avermi invitato. Allora Nicola, un ritorno a distanza di 8 anni è una bella notizia, diciamo, perché sicuramente ha vissuto questa esperienza, ma la presenza di una balenottera nel Golfo di Taranto, nel Mar Grande, è in valore assoluto una bella notizia? È una bellissima notizia, specifico che era al di fuori del Mar Grande, dopo le isole, quindi si sta proprio alimentando. Non era una balena che si trovava lì per caso, era proprio in alimentazione. Dall'immagine del drone si è vista proprio questa balena che apriva la sua immensa bocca, riempiva le sacche golari e quindi si stava alimentando. E dopo 16 anni rivedere il secondo animale più grande del mondo nuotare nel Golfo di Taranto, insomma, è un segnale di speranza non indifferente. Perché secondo voi, leggevo sui quotidiani che insomma secondo voi è arrivato qui per fame? Sì, perché comunque ci sono diversi bloom, quindi delle proliferazioni di alghe, di cibo nel Mediterraneo in determinati periodi dell'anno, probabilmente anche dovuto alle piogge dei giorni precedenti. C'è stata una grande concentrazione di nutrienti che ha fatto sì che alcuni animali come la balena venissero richiamati nel golfo. Quindi non è venuta perché era affamata, stava girando come di consuetudine e durante la sua migrazione si stava muovendo per cercare il posto dove c'era più disponibilità alimentare, e nel golfo c'era, quindi il golfo può ospitare anche questi animali. Nicola, aiutaci a comprendere come vive una balenottera. Una, per esempio, io ho imparato anche, insomma, essendo stato sui vostri catamarani Certo. e avendo vissuto questa esperienza meravigliosa che consiglio a chiunque di fare anche più volte, ho imparato per esempio che i capodogli si immergono anche grazie, diciamo, a quella conformazione particolare del capo, appunto. Sì. La balenottera invece nei nostri mari raggiunge i canyon, si muove più o meno in superficie. Come vive? Allora, in realtà è una storia estremamente affascinante, perché la balenottera, quindi i misticeti, questi grossi animali filtratori, a differenza del capodoglio, non hanno bisogno di andare in profondità, perché loro si nutrono soprattutto di plancton o di animali che stanno verso la superficie. Quindi hanno una navigazione che è un po' più delle immersioni meno profonde rispetto al capodoglio. Quando vanno in profondità vanno soltanto per raggiungere un posto che è magnifico, si chiamano dei sound channel, quindi vanno in profondità dove le condizioni chimico-fisiche sono più o meno stabili, in maniera tale da poter emettere delle vocalizzazioni a bassa frequenza che raggiungono grandi distanze per comunicare tra di loro, ma per l'alimentazione rimangono un po' più in superficie. Nicola, che intendi per grandi distanze? Grandi distanze, io parlo di chilometri, centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Cioè parlano tra loro a distanza di chilometri, Esatto. Attraverso le basse frequenze? Esatto. Ma che meraviglia! È per questo che è importantissimo tenere conto della presenza di questi animali. Sono migratori all'interno del Golfo di Taranto, Mar Ionio e Mediterraneo. I rumori delle grandi navi, delle attività antropiche, dato che sono rumori a bassa frequenza, potrebbero andare a disturbare questi animali. Quindi conoscere la loro presenza è importante anche per ridurre l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente. Abbiamo bisogno tutti di educarci al rispetto del Esatto. mare, e quindi fatelo anche scoprendo e riscoprendo, rivisitando, ritrovando, sostenendo Ionian Dolphin Conservation, che insomma ormai è un'eccellenza di questa terra ed è punto di riferimento per tante università, tanti centri di ricerca. Quindi grazie a Nicola Clemente e a tutti i tuoi colleghi, le tue colleghe, per tutto quello che fate anche per Taranto, o non solo per l'ambiente. Grazie a te, grazie a voi, vi aspettiamo a Ketos e ovviamente a bordo per la prossima ricerca. Buona giornata e buon lavoro a Nicola A te, Clemente. a voi, grazie, buona giornata.